Buonasera a tutti, oggi queremos começar a dieta dedicando a questa femmina, la studiosa femmina, oggi dedicando una canzone di Piero Marra, che è veramente fantastica, Galana perché sai, Arveschida giara Lentore in sa terra bruciata se tu Verano che fiori su sarto Istetu insanneu la verità di Zizzu de turcura squadras se Mientras las horas plusvalas Mana parrere una bruslena Cariño de arcanos sentidos Istrina fiores de monte Aura di stagioni sfadadas se una mano su brava Cantami su coro esa carrera finalmente esas horas plusmalas mana parrere una bruslena. bene, terminamos questa dedica hoy es a este solo e tornamos a su capítulo nostro de novas de hoy entrando in sa solita presentazione, insomma, del come si presenta Sadia Saida, si presenta De Goi, che non ho che l'Olimpio, come bata arrivando a Carchinughedda, che in Chittino che in Palasa, le sue scucurose, però come si presenta nella Yukimo sopra, di andare a aumentare a portare di mi pare che nelle su Saravallo come lui di da corso ecco questo è infatti verso l'Aldecche e cominciano a arrivare quest'anno che e a Sasulnica addirittura di avere no questo è crasa scusate domenica oggi verso comunque già il 2 di avere proere verso mezzodia già quest'anno che cominciano a cucuzzare poi da Salduas in poi di Adeves Pro insomma e verso la stresa addirittura pure temporata. Crasa l'Unisi e invece Amuso allora l'Unisi che lo libero fino alla Saldecche e poi da Sasunnic in poi comincia a coccolare a Pro e verso l'Albatoro pure una temporata insomma non meta forte ma comunque a Batroposa. 14 gradi temperatura massima, 7 gradi la minima. Bene, andiamo da innanzi che sono stoccamento, ecco,
in che il nuvola è stata la presentazione del suo libro Bambole di Betulla di Giuseppina Doneddu in suo museo Marco Lula. È stata una cosa a metà bella, una bella presentata, complimenti, insomma, a tutta l'organizzazione e vino ad un bello dibattito. Poi Boscheglio di mandare una cosa, secondo la scritto di questa pizzina, si laurea in una tesi discussa tutta in sardo, la ricerca mira a portare la lingua nelle scuole. Sinara questa pizzina però il suo titolo non mi è vestito, purtroppo. Questa pizzina è che sa accidente, poi tu male la fotografia, però la idimo il diretto, a Boscheglio di mannare tipo caso a parentelli in bizi, l'Università di Cagliari c'era la tele discussa. Allora vediamo un po', ecco qua come esiti. Purtroppo la pubblicità è micidiale. Ecco, sinara Pasqua Chessa, sinarata, ecco, avresti scritto pure no che Pasqua Chessa, un progetto innovativo che allinea il patrimonio locale agli standard europei, cioè è una proposta di uso della lingua non solo per regionali sozzilesi, ma pure pro lingua veicolare, insomma, però non ha idea di questa piscina a attaccare chi attinenza chi imbizi, insomma, nella Pasqua Chessa, però non dico così este imparentata, nativa o addirittura vizichesa, insomma. Bene, andiamo da innanzi, chissà usate le cose, arriviamo a sport, che questa è la classifica, Bitese 27 punti, Lulese 31 punti, lo vediamo che chi giocano oggi, allora la Bitese gioca in casa, chi su Corrasi Junior, la Lulese gioca fuori casa, chissà Durgalese. Beh, forza Bitese, forza Lulese naturalmente che ha sempre. Andiamo innanzi sarebbe stata la proiezione sul cinema di Domenico Ruio, su Monte Ortobene, Batapito viene una bella ragionata, la potete comunque vedere in VC TV, che appunto è stata trasmessa in diretta. Complimenti a Domenico Ruio, che ha scritto in personale, si può tenere su Monte Ortobene, cercano appariatisse a fare dare del su monte e paria che è stato su Monte Matessi a regionale dei se tutti, insomma. Poi a te la testimonia alle persone, se chi su monte la vivito, lo sconto che hanno la senti di annetta come narratissa a villeggiare, già usato un termine già contaminato, insomma, però l'università, come la scolonia, il sospizzino e così via, in numero si usa il termine villeggiare, praticamente tipo come sia alla usaiana al domo del Sumonte, biannana e stare per un mese. Bene, andiamo, ecco, che Carchimazzine adesso presentazione del suo libro di Bambole di Betul, ecco qua. E che Carchimazzine adesso ha ragionata che è stata di zero in suo cinema Ariston. Si vede, vai a sente meta, complimenti a questo pubblico, insomma, uno pubblico veramente partecipe e pure in grado di entrare sul regione e quindi sul dibattito. Andiamo sul appuntamento bilamos come su Battordi, che è l'auditorium comunale di Onanie, però è dare di Einstein Telescope, comune di Onanie, incontro con la popolazione del comune di Onanie, che in su Einstein Telescope, apertura di Clara Michelangeli, intervento di Raffaele Maras, della regione Sardegna, appunto responsabile per Einstein Telescope, Andrea Conto Infinite, cioè adesso gli ingegneri che se ne occupano, Maurizio Boi, Consorzio Leonardo,
modera poi Carlotta Lucato e Unitel Sardegna. Andiamo e damos appuntamento poi che questo è su Treichi, su Treichi su del 9 di aprile, l'appuntamento è qui in Sardinia Experience Quad Tour e che in agriturismo Ertila. Giro dei Spanto in quad e Manni Collicolo e su agriturismo di Ertila. Chi è si chiede prenotare, telefono su numero 366 379 30 20 baht. Poi altro appuntamento, questo è uno appella a si iscrivere, insomma, a si squadra di zona, al 31 di maggio 2026, categoria Pulcini e primi calci, due de Lampatas 2026, esordienti piccoli amici. Telefonare a Fabrizio o a Quirico, così scrivere. Bene, entriamo in questa pagina, adesso prima pagina, questa è la prima pagina dell'Unione Sarda, gelo sull'economia mondiale, tutti guardano alla corsa del petrolio e del gas, al rischio speculazioni. Cagliari, che peccato, il Como si impone 2-1. Sanità, i sardi in piazza, i rebiti della manifestazione in Castello Possa Sanitate. Pasqua troppo presto, la stagione non parte, questa è la prima pagina del Sa Nuova. Il turismo nell'isola aperta appena una struttura su 3. Poi intervista alla ministra Calderone, e questo è sviluppo adesso l'8 marzo, donne leader ma nel mondo del lavoro. Allora, emergenza sanità, comitati in piazza, incontrati da togliere. Il PD azzerare le rete di asili e università, una proposta costa adesso PD, poi lo vediamo entrando e intro. E intanto andiamo a vedere la prima pagina come redazionale, a narrare, cioè, il numero 1 è questa pagina che non toccano appunto a corso, chi entra in politica non esce mai di scena. Il 41 bis un errore, la proposta narrata alla diga di Abba Lucchente risolverebbe problemi in baronia. Chi ha da testa Silvestro Ladu, ex assessore ai lavori pubblici, si definisce un democristiano deluso. Silvestro Ladu, 76 anni, originario di Bitti, è stato medico, sindaco di Siniscola, consigliere e assessore regionale dei lavori pubblici, senatore della Repubblica e molto altro. Ha vissuto la stagione d'oro del PD e quella dei guai con la giustizia. Di certo conosce bene il nuorese e le sue genti. Sotto la pioggia battente dei giorni scorsi il primo pensiero è andato alla lunga estate, alle lunghe estate, non mi è mancato una Enoch, assestate della baronia. La nuova diga è la soluzione? A Baluchente l'unico progetto, risponde Silvestro, che può risolvere i problemi non solo per l'immediato, ma anche per il futuro. Oggi anche con il sopralzo della diga si arriverà a circa 30 milioni di metri cubi di acqua e già adesso praticamente il fabbisogno supera i 40 milioni di metri cubi. Si può lavorare sulle perdite, ma non è certo la soluzione del problema. Senza questa nuova diga è impossibile praticamente che si raggiungano il fabbisogno della risorsa idrica per la baronia. E cioè questa tesi di Silvestro, chiaramente battate la stesi, i si insistiti su poi questo vinasca candita assessore va puntato meta. Andiamo da innantesi e facciamo il conservatorio Canepa Antonio Ligios e il nuovo presidente. Antonio Ligios, no, che narrata chi è questo Antonio Ligios, cambio al vertice per il conservatorio. Luigi Canepa di Sassari lascia la presidenza al termine del suo secondo mandato l'avvocato Ivano Iai, al suo posto la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha nominato il critico e storico della musica Antonio Ligios, che in passato aveva già ricoperto 4 volte l'incarico di direttore dell'ente
e che ora lo guiderà per i prossimi 3 anni. Sassarese Ligios è stato titolare per ben 43 anni. Allora io ho di mannata qualcuno, sì, questo Ligios in qualche maniera ben traiata che in bici. In effetti su Ligios non è un religioso bizzicheso, però questo Antonio Ligios è comunque nazione bizzichesa, per quale motivo? Non fisso babbo Ligioso o bizzicheso, ma vissa mamma. E infatti è il figlio di Franca Burrai, che è stata a sua volta di Mastro Burrai, Giovanni Burrai, mastro di scuola in bici, che tanto anziani conosciano, insomma. Ed è questo mastro visticheso, insomma, a Giovanni Burrai, resti sposato con una mastra della Saresa a chi a chi a scuola in bici, insomma, una certa Canuto de San Benato. Ecco, queste storie, insomma, tornano a contare la storia. Dunque, non Ligio sono est della Savizzichesa, su Ligio su San Benato, però questo è anche Antonio Ligios Burrai. Sa mamma infatti è di Vizzichesa, e chi la mamma ha appunto Franca Burrai, fista di Mastro Giovanni Burrai. E che sono insomma in pratica trasferito già a Sassari, che Mastro Giovanni Burrai è sposato con una mastra sassaresa che è a chi a scuola elementare in bici, che a chi ha Canuto de San Benato, però noi ite a chi ha di nome, quindi in pratica in qualche maniera che in Antonio Ligio usiamo un legame de nassone. Bene, andiamo da innanzi, complimenti quindi a Antonio Ligios per il suo incarico e sicuramente a Tafacher bene. Bene, andiamo da innanzi ed è preciso, non andiamo a firmare sopra l'evento che batte in Siniscola, hanno fatto la storia politica della città, riconoscimento a 3 donne di Siniscola, targa commemorativa a Pasqualina Manca, Pasqualina Canu e Sara Caggiu. Un momento di riflessione dedicato alle donne che con forza, tenacia e visione hanno partecipato attivamente alla storia politica sociale del paese e della cittadina baroniese. Alle 16 nella sala consiliare, in occasione della giornata internazionale della donna, l'assessore alla cultura Paola Fadda, con la collaborazione dell'associazione Dialoghi con l'autore e Voci di Siniscola, organizza un incontro in cui saranno anche ricordate 3 donne negli anni passati, degli anni passati. E va bene, poi basta via un'iniziativa oggi in Nugor, insomma, che associata grazie a Deledda a Raffaella Dore, che probabilmente non sono connota tra esse che sono state che non vanno sparisi in Roma, però sicuramente grazie a lei dai a buon rapporto che sa famiglia Dore che a Francesco Dore, babbo di Raffaella Dore, e Michele Tesinata, dottore in Orune, a protagonista sa spacca del Santo Ioanne tra Orune e Bizzi, Francesco Dore, Olzaesu, che si conoscono a metà che in grazia delle e quindi è probabile che abbiano più contatto, ma poi te posso contare tutto questo che ambas al due a una Raffaella Dore, una pedagogista, insomma, metà brava, e grazie a lei da un'iscrittora che su premio Nobel, hanno più condivisione, diciamo, narrare contenuto su che hanno scritto, sul libro che hanno scritto, e su questo strano è che uno sul libro è strano,
che è scapitato che sul libro di Raffaele Adore è intitolato Gli dei del bambino, è uno del suo libro, del suo romanzo de Grazia Deledda è intitolato Gli dei, il Dio dei viventi, è intitolato Il Dio dei viventi, è un romanzo poco conosciuto, ma io ho avuto occasione di leggere ed è un libro chi ne ha le appena di leggere, poca motivo, quindi questa associazione che Raffaele Adore che ambos trattano di Deus terrenos, insomma, Deus non sono divino, ma Deus terrenos, il Deus di Raffaele Adore sono animales, persone e così via, Deus effimero, de poca durata, su Deus de Grazia Deledda, il Dio dei viventi, è uno Dio implacabile che si manifesta in terra a danno buona sorte a chi si è scomportato bene e mala sorte a chi invece si è scomportato male. Conta sull'omando di un'eredità che è stata aurata, che non ha truffa, ma che poi a Saine trionfata su bene, trionfata e chi è stato rispossessato del suo Michele, delle sue ereditate, insomma, poi a Saine resiste la torrara ed è questo un romanzo da Grazia Deledda, il Dio dei viventi, Paco connoto questo titolo vedete un Paco associandolo a sa Bibbia. Ecco, scusate se mi sono tratteso troppo, ma è importante conoscere questa storia di questo personaggio che non fa parte della cultura della nazione sarda, insomma. Tre donne il loro 8 marzo tra benzina, uova e autobus. C'è chi guida, chi rifornisce le auto e chi gestisce l'agenda di famiglia. Tutte però sono d'accordo, superati i vecchi pregiudizi, cioè appunto si manifesta da chi va femmina che ne è tutto come e quindi una parte dei suoi pregiudizi insomma non è stato superato, però va parte del suo mondo e non la femmina sono considerata oggetto sessuale, ma non nada io del Irano o de talebano, ma tutto ciò che viene fuori in America, dai, questo file dimostra che pure il locolo che si dichiara un civile non si ha una diversa concezione, visto che questo Epstein venne a spizzinare dei tre che vindicano la sua potente della terra. Uno spazio verde per Michela Murgia, ecco, una persona che dopo questo argomento, appunto, di essere femmina, ha scritto tante cose che vorrei raccomando di leggere. Bolotto, l'intitolazione in occasione della giornata della donna, in un'area vicino al cimitero. Il sindaco, onoriamo il lascito intellettuale ed il legame con la nostra terra della celebre scrittrice. Complimenti, complimenti, meritati. Andiamo da innanzi, distretto culturale, un anno record, oltre 360.000 visitatori nei musei in questo distretto culturale, este compreso il Museo dei Vizi. Agostino Cicalò, facciamo rete sugli eventi per il centenario del Nobel. In effetti su Nobel este centenario, però non è stato assegnato a Grazia Deledda che anno fa, che in effetti le è stato assegnato 99 anni fa, che visto che Grazia Deledda ha ricevuto un premio Nobel non su 6, ma su 17, insomma, 20, su 26, mai su 27, che l'ha ricevuto esattamente su decade de Natale de su due missa va su 1927. Bene, andiamo da innanzi. Campo alla Polisport, interviene Mattarella. Questa è tutta una polemica che batte in numero per la zona sportiva, ma convinto in qualche maniera pure la questione del suo 41 bis e quindi del Badue Carros. Badue Carros dal Quirinale una richiesta di informazioni al comune, cioè
la vicenda del campo sportivo di Badua Carlos, ristrutturato con i soldi del comune e ora inutilizzabile in vista dell'arrivo dei detenuti in regime di 41 bis nel carcere nuorese, è arrivata fino al Quirinale. Durante la recente visita in città del presidente Sergio Mattarella, i 200 ragazzi della polisportiva Polisport, rimasti senza campo insieme ai loro genitori, hanno inviato una lettera spiegando le difficoltà che stanno vivendo. Nel messaggio indirizzato all'inquilino del Quirinale, i giovani hanno raccontato come l'assenza di strutture sportive stia diventando non solo un problema organizzativo, ma anche una questione sociale per molti ragazzi. Dopo quella lettera, il capo dello Stato ha richiesto dettagli della vicenda al comune e quindi, insomma, in qualche maniera resta interessato. Tensione tra alleati, abbiamo danni del subcomune di Nugolo, domani il primo vertice di maggioranza, il PD e le forze minori. Doveva essere un momento di verifica dopo 9 mesi di amministrazione, ma il vertice di maggioranza convocato per lunedì rischia di trasformarsi in un teso faccia a faccia all'interno della coalizione che sostiene Emiliano Fenu alla guida del comune di Nuoro. L'incontro vedrà per la prima volta allo stesso tavolo i capigruppo consiliari affiancati dalle segreterie dei partiti. Una riunione attesa da mesi, ma per varie ragioni sempre rinviata. Questa volta il vertice è fissato, ma senza un ordine del giorno preciso, segnale che lascia presagire un confronto ampio e potenzialmente acceso. Vabbè. L'isola scende in piazza, salvate la sanità pubblica. Cagliari, manifestanti ricevuti da Todde e Comandini. In marcia e in piazza da tutta la Sardegna per chiedere una sanità migliore. Il corteo e la manifestazione diritti per la salute e dignità per chi cura sono due facce della stessa medaglia. Sono stati promossi dal coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica. La protesta è partita da Piazza dei 100.000, poi la camminata di qualche centinaio di metri per far vedere gli striscioni e far sentire le lamentele di chi non è contento davanti al Consiglio regionale. Stiamo parlando di anziani, ha detto una portavoce, che devono percorrere anche 120 chilometri per una polmonite. Noi oggi assistiamo a pronto soccorso intasati con ambulanze che arrivano da ogni dove a causa dei piccoli ospedali ormai smantellati in nome del risparmio. Va bene, e quindi poi lo arrestito Stodde e così via, che intanto è benedizione. Il PD propone che azzerate le rete di asili e università, 3 proposte per frenare la denatalità. Il PD mette in campo 3 proposte per fermare l'emorragia demografica. Oggi il sistema degli aiuti, come i contributi per il nido o per le borse di studio, resta fondamentale, ma rimane ancorato a un modello basato sull'ISEE, cioè praticamente chi non rientra traso il suo ISEE non nata per un beneficio. L'obiettivo dei DEM è superare questa logica, eliminando la variabile economica e rendendo l'istruzione dal nido all'università una vera infrastruttura sociale universale, un diritto garantito capace di contrastare la fuga dei giovani e attrarne di nuovi. Le 3 proposte del PD su natalità e welfare sono legge sul benessere familiare e sostegno alla natalità, che mira a creare un sistema di governance multilivello e a promuovere i servizi per l'infanzia, tutela della fertilità e procreazione medicalmente assistita, che garantisce l'accesso gratuito e pubblico alla crioconservazione degli ovociti
per le donne che in un territorio che conta un'età media di concepimento del primo figlio tra le più alte d'Italia, per motivi di studio, lavoro o salute, posticipano la maternità. Sostegno poi ai centri estivi, garantendo contributi per abbattere e azzerare le rette. Non parliamo, poi vabbè, il resto bollo leghite, insomma, per un'iniziativa del carattere. Io non posso approfittare del suo giornale di chi deve essere spaccato per leghe. Case e ospedali di comunità, avviati quasi tutti i cantieri. Comandini sulla sanità, no a divisioni. Truzzo, Fratelli d'Italia, crisi profonda. Todd incontra i manifestanti, confronto continuo. Comunque mi pare che non sia tornata a metà bene questa manifestazione, casa la fotografia la sono proprio de pacca massa. Ragazze, non scoraggiatevi mai. Laurea in fisica a Cagliari, ha ottenuto la prestigiosa borsa europea per la ricerca Marie Curie. Marie Curie è una famosa adesso, scienziata, insomma. Chiara Olla, la scienza è ancora un mondo di uomini, ma si aprono nuovi spazi. Allora, la corsa solidale, partecipazione record sui 2 percorsi da 5 e 8,5 km. Ecco le strade chiuse. Solo Woman Run a Cagliari dalle 9.30 e festa per 16.000. Si disputa dal 2015 con le interruzioni per Covid nel 2020 e 21 e 22, ma è soltanto la terza volta che la solo Woman Run coincide con l'8 marzo. A Cagliari ormai si può dire che sia questa la vera festa della donna, che a partire dalle 9.30 colorerà la città con una lunga catena umana color fucsia come le magliette che ognuna delle 16.000 partecipanti indossa con orgoglio. Complimenti, una bella iniziativa, solidarietà. Senza medici né servizi, così i nostri paesi muoiono. Questo è Falconi, presidente Sanci, la politica riveda la priorità, Murro, Willy, queste voci non vanno ignorate. Comitati e sindacati in marcia a Cagliari, negato il diritto alla salute e alle cure. I giovani violenti non mostri ma fragili, capire e agire. I giovani sono violenti, non sono mostri ma fragili, capire per agire. Bullismo, coltellate e aggressioni, parla l'ex procuratrice minorile Anna Cau. Leghiamo solo qualche parte, allora e basta. Un 17enne armato di macete che ha minacciato di morte un coetaneo, un 16enne picchiato all'uscita di scuola, 2 sedicenni arrestati per le coltellate, poi a fine gennaio, a 2 24enni dopo una serata in discoteca. Le notizie riportate 2 giorni fa dall'Unione Sarda non sono fulmini a ciel sereno. Negli ultimi anni, dicono i dati divulgati qualche mese fa dal Viminale e dalla Polizia Criminale, i reati commessi da minori a livello nazionale sono in aumento. Più droga, più coltelli, più aggressioni, più omicidi, più arrestati, più denunciati. Risulta anche ad Anna Cau, fino al giugno scorso, procuratrice presso il Tribunale dei Minori di Cagliari. Andiamo da innanzi. Castello, Cagliari a testa alta, ma i 3 punti vanno al Como, purtroppo. Non basta il gol di Esposito, decidono il match alla Unipol Domus, Batturina e da Cuna. E in pratica comunque quindi su Castello, Virmu a 30 punti, lo è sempre a Bassana Giosso, vabbè, insomma, dicono che in chi li tocca da giocare. Allora, inconveniente,
e io attacchi su Pisa, ecco il Pisa este adesso l'ultimo, quindi qualche risultato da poter fare che li speriamo in buono, insomma. Andiamo da innanzi il Galo, guerra in Iran, Teheran rifiuta la resa, Tel Aviv, ferito il figlio di Khamenei, che pariata chi lo puniano a fare la guida suprema, titolo incredibile, guida suprema, Naramitue, è tipo Cudu Grillo che ti l'elevato si a clamare, ma no, carne zucchero vedo si orta. Pezeshkian respinge l'invito di Trump. Pezeshkian, il presidente insomma dell'Iran, un sogno da portarsi nella tomba. Raid dell'IDF in Libano, lo so, l'esercito israeliano, caccia di un pilota israeliano catturato nel 1986, 41 morti, praticamente hanno catturato questo pilota che da età ma essere morto insomma sicuramente, oppure io prigionieri, ma non si è scritto per nulla. Spari ai baschi blu, allarme per la brigata Sassari, scontri a 35 km dalla base italiana. Iran promette battaglia, non ci arrenderemo mai. Teheran si scusa con i paesi vicini, ma li attacca ancora. In cui non si chiese ai comandanti, ferito il figlio di Khamenei, successione complicata. Trump annuncia l'escalation con truppe di terra. Pare che no, chi non viene a mandare truppe di terra e come pare che già sta per costretto a Luacre. Che in cui stiamo finito, siete una barra di oie, appunto la via dedicata appunto a femmina, la parità del diritto, la parità in tutto, il mondo scambiando in questo senso, ma intanto no, in questo senso non va scambiarne. Impara al me a sentir vedenne, ecco la figura chissà, ecco qua, questa è la situazione. Ma proposto impara dal mimosa e dal rosa, la proprio una rischione, la sta del femmina.